Bentornati a un nuovo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità, il nostro format dedicato ad aziende e associazioni che fanno della sostenibilità uno dei pilastri fondanti, ovviamente. E allora oggi andiamo a parlare di un'associazione che in realtà conosciamo da tanto tempo, parliamo di Federalberghi Garda Veneto e allora diamo subito il benvenuto al presidente Ivan De Beni. Benvenuto Ivan. Grazie dell'invito. Allora è un piacere perché parlare di sostenibilità e settore ricettivo ovviamente è qualcosa che interessa non solo noi ma diciamo anche tutti i turisti che sappiamo sul lago di Garda sono tantissimi ogni anno. E io partirei Ivan sfatando un mito, ossia un pregiudizio, ossia quello del fatto che gli albergatori di fatto sono quelle persone che tolgono spazio verde, no? Cementificano il territorio. In realtà non è così, vero? Appunto questo è un punto di partenza importante, contrariamente a quello che si può pensare. Ecco. L'albergatore e di conseguenza Federalberghi Garda Veneto è da sempre molto impegnata in quello che riguardano le tematiche collegate alla sostenibilità ambientale, alla protezione del territorio. Ma questo non solo per una questione che noi albergatori siamo anche cittadini del lago e quindi ci siamo nati e cresciuti e lo amiamo, ma anche specialmente dal fatto che i turisti stessi, perché voi sapete che per un 65-70% il lago durante l'estate è frequentata da un turismo che proviene dal nord Europa e quindi è un turista molto attento a quelle che sono le dinamiche della protezione del territorio e la salvaguardia dell'ecosistema. Quindi di conseguenza noi da sempre siamo impegnati e abbiamo messo in piedi le nostre azioni per appunto essere ai primi in prima linea su queste tematiche, insomma. Ecco, mi hai dato l'assist per una domanda così che mi è venuta in mente in questo momento. Parli di turisti appunto dal nord Europa che sono un po' più attenti, diciamo, al tema sostenibilità, quindi gli italiani sono un po' più carenti, possiamo dirlo? Allora, l'italiano si è avvicinato negli ultimi anni a queste tematiche grazie anche a tutta una serie di attività a livello di associazioni ambientalistiche piuttosto che il WWF, ma poi anche è nata nelle nuove generazioni anche una consapevolezza su, diciamo, lo spunto sicuramente è stato quello di Greta che ha spinto dove magari certi momenti c'era ancora un po' di attesa e quindi l'italiano devo dire anche questo si sta avvicinando molto a comportamenti atti proprio alla salvaguardia e alla sostenibilità ambientale. E allora insomma stiamo diventando bravi anche noi, sì, finalmente. Allora Ivan, andrei appunto a parlare delle iniziative di Federalberghi Garda Veneto perché sono tante. Insomma la sostenibilità, appunto come dicevo in apertura, è un vostro pilastro fondante. Sì, sicuramente. Allora noi abbiamo intrapreso negli ultimi anni una serie di azioni collegate a quelle che sono state le problematiche sul lago negli ultimi 5 anni. Quindi abbiamo dato vita a un movimento che si chiama Together Lake Garda, che inizialmente la prima azione è stata quella del plastic free, cioè cercare di convincere i nostri associati, quindi gli albergatori, ma anche i turisti stessi ad abbandonare la plastica in quello che era l'uso comune. Certo. Tanto per farvi un esempio, intorno alla piscina, quindi molte volte chi è in piscina o in spiaggia o anche le bottigliette che normalmente si trovano nei frigibar delle proprie camere. Quindi anche qui questa è stata la prima azione e ci siamo impegnati su quel senso. Poi dopo abbiamo aggiunto, nel momento in cui c'è stato il rincaro energetico, una serie di decalogo di buoni comportamenti su quello che può essere il risparmio energetico, sia in due versioni, come ho detto prima, su due strade. La prima versione è quindi la prima strada nei confronti dell'albergatore, certo. E poi anche nei confronti del turista. E poi l'altra azione
che è quella che più conosciamo nella fase temporale, perché l'abbiamo iniziata l'anno scorso quando c'è stato il problema della siccità, sì. Allora anche lì dei comportamenti o dei consigli sul risparmio e comunque il giusto uso dell'acqua. Dalla irrigazione nei propri giardini o nelle proprie situazioni green dell'hotel al turista stesso che comunque devo dire era già consapevole e quindi gli abbiamo consigliato dei comportamenti che comunque già adottava. E quindi abbiamo iniziato un percorso su diverse azioni per dopo sfociare nell'azione, chiamiamola così, o nell'iniziativa più importante che è, diciamo, diventato il nostro fiore all'occhiello e che abbiamo presentato lo scorso novembre durante la nostra assemblea nazionale, la nostra assemblea locale, insomma, ecco. E si intitola Io sono Lago di Garda. Tra l'altro ne approfitterei, adesso ti faccio anche spiegare insomma di cosa si tratta, ma andrei anche subito sul sito per vedere, perché c'è una petizione da firmare e bisogna arrivare a 1000 firme. Ora vi faccio vedere molto semplicemente sul sito, proprio in home page, firma gratuitamente la petizione, basta cliccare sul banner e si arriva sul sito di change.org. Siete a metà strada, 552 firme Iva, quindi insomma siete lì. Spiegami un attimo però di cosa si tratta. Ma come ho detto prima, quando abbiamo messo in piedi tutti questi consigli, queste azioni, come le chiamo io, collegate alla sostenibilità ambientale, a tutto il territorio, ci siamo chiesti cosa potevamo fare di più. Perché non è mai finito, non c'è mai abbastanza su questo argomento, no? E quindi abbiamo copiato, perché noi italiani siamo anche bravi a copiare, no? Copiare non è sbagliato, l'importante è superare e migliorare. E abbiamo visto in Nuova Zelanda e anche in Canada. E cosa è successo? Ci sono state nello specifico in Nuova Zelanda, un fiume molto frequentato a livello turistico, ma che comunque è un fiume che nella storia della Nuova Zelanda in quelli che sono gli abitanti originari è sempre stato un posto molto importante per la propria cultura, proprio la propria storia, per la propria vivibilità, insomma, ecco. E hanno visto che negli anni era stato un po' trascurato e aveva cominciato ad avere problematiche ambientali collegate sia al turismo, collegate sia all'industria. Quindi gli abitanti hanno lanciato questa petizione, questa raccolta firme, per far diventare il fiume una persona fisica. Wow. Una persona come noi, con tutti i diritti e tutte le salvaguardie a livello sanitario. E ce l'hanno fatta perché hanno raccolto talmente tante firme che dopo il Parlamento della Nuova Zelanda ha dichiarato questo fiume una persona fisica. Allora, l'azione è prettamente simbolica, ok? Certo. Però ha un'importanza molto importante perché a quel punto lì tutte quelle comportamenti che possono creare danno a questo fiume sono perseguibili penalmente come se fosse stata eseguito un comportamento sbagliato nei confronti di una persona. Certo. Quindi abbiamo detto, perché non lo adottiamo anche per il Lago di Garda? Il Lago di Garda ha una storia incredibile. Sono state trovate delle palafitte, quindi cominciano dalla preistoria per dopo arrivare ai romani, per dopo andare avanti, e chi più ne ha più ne metta. Potremmo star qua una settimana. Facciamo una lezione di storia. È stato fondamentale per la vita, per la crescita economica, è il bacino di acqua dolce più importante a livello europeo, a livello nazionale, poi non ne parliamo, quindi anche per la campagna, per il turismo stesso. E quindi abbiamo cominciato a lanciare questa petizione, ci auguriamo che tutti, quindi noi coinvolgeremo non solo gli abitanti, coinvolgeremo
tutti chi ama il lago, ma anche i nostri turisti, a correre a questa petizione, per dopo, diciamo, l'obiettivo ambizioso è quello di raccogliere le firme e andare su a Bruxelles, al Parlamento europeo, e proporre questa cosa carina, insomma. E il lago di Garda potrebbe diventare una persona fisica, questa è una cosa molto molto bella, devo dire. E Ivana, io chiuderei parlando anche di futuro, perché insomma del presente abbiamo capito, ci sono dei bei progetti messi a terra. Il futuro della ricezione proprio in ambito sostenibile, come la vedi tu? Come pensi che si evolverà in questo senso nei prossimi anni? Allora, noi siamo arrivati a un punto di svolta in cui deve essere aperta una riflessione importante, e questo è un altro argomento proprio riconducibile al progetto Io sono Lago di Garda. Il lago di Garda deve essere concepito come un contenitore, ok? E noi tutti sappiamo nelle ultime stagioni quanto è diventato precario un po' anche la sostenibilità ambientale o anche di chi vive sul lago di Garda, dovuta al fatto che le presenze turistiche sono aumentate in maniera esponenziale. Pensate che ormai, se mettiamo le tre sponde, quindi Lombardia, Veneto e Trentino assieme, siamo arrivati a 25 milioni di presenze turistiche all'anno, che è un numero importante, perché siamo tra la terza e la seconda destinazione turistica nazionale. Tanto per farvi un paragone, è come se mettessimo assieme 3 regioni, se mettiamo assieme la Calabria, la Sicilia e la Sardegna assieme, quelle sono le presenze turistiche che fa il lago di Garda. Quindi adesso noi dobbiamo fermarci, riflettere se è il caso di continuare ad aumentare sempre queste presenze turistiche o comunque in maniera equilibrata cercare di gestire quelle che sono il giusto numero. Allora, la domanda che chi non è nel settore dice: vabbè, e come fai? Cioè, chiudi, metti i tornelli, a un certo punto non li fai più entrare? Basterebbe semplicemente non costruire più alberghi, basterebbe semplicemente contenere i posti letto che ci sono adesso. Nel Trentino Alto Adige hanno già cominciato a fare azioni di questo genere, quindi i posti letto ci sono, non ne abbiamo bisogno di ulteriori. Già questo limite sarebbe un grande aiuto. Beh, insomma, noi intanto speriamo che il lago di Garda diventi una persona fisica, perché tifiamo anche noi per questa petizione. E insomma speriamo anche che il lago di Garda possa, come dicevi tu, anche tornare un po' a respirare al di là dei turisti, insomma, anche perché ormai la stagione è alle porte. Sì, quindi, la stagione è alle porte, e ricordiamoci sempre che il turista ama venire in ferie in una destinazione dove c'è un clima, dove i cittadini vivono bene, sono sereni e non sono stressati. Esattamente, e diciamolo una volta per tutte. Ivana, io ti ringrazio ancora. Grazie a voi. Davvero, è stato un piacere. In bocca al lupo per la petizione, insomma, per tutte le belle iniziative che avete sul tavolo. Grazie e complimenti a voi. Grazie mille, e allora anch'io vi saluto. Grazie per essere stati con noi anche oggi, e al prossimo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità.